Siamo nel Parco Fossa di Ostiglia, mettiamo a dimora una siepe didattica con essenze autoctone che ci sono state fornite dal vivaio forestale dell'ERSAF. Abbiamo già fatto un esperimento simile un paio d'anni fa e ora lo ripetiamo con laboratori didattici gestiti dal team del WWF Basso Mantovano. Quest'anno abbiamo puntato prevalentemente sulla rosa canina perché dà le bacche d'inverno e soprattutto un bel cespo di colore nella stagione primaverile e estiva, insomma. Poi c'è il sambuco, c'è il cosiddetto Viburnum opulus, cioè il pallon di maggio, e piante insomma autoctone così. Vengono ragazze della seconda media, una selezione delle seconde medie di Ostiglia, sono state informate già per tempo del tipo di essenza che noi andavamo a piantare, per cui hanno tutti preparato, facendo delle ricerche a scuola sulle peculiarità di ogni singola specie, e verranno già con le schede pronte a illustrare i tipi di piante e le peculiarità stesse delle piante, insomma. Festeggiamo l'albero, oggi festeggiamo la natura e lo facciamo con i nostri ragazzi che sono ovviamente il nostro futuro. Sono impegnati in un'attività interessantissima, li vediamo all'opera lavorare. Abbiamo l'occasione, grazie a loro e grazie a Anna Maria, di riqualificare appunto quest'area, era una cosa che avevamo già iniziato e che quindi proseguiamo. Un parco al quale la comunità di Ostiglia tiene molto. Quale miglior segno portare i nostri ragazzi a lavorare proprio a contatto con la terra e avvicinarli in questo modo all'ambiente, alle piante e ad appassionarli ovviamente il nostro polmone vitale. Questa mattina abbiamo fatto un'attività sul riciclo, abbiamo preso delle bottigliette d'acqua che hanno bevuto i bambini a casa, le hanno portate loro e abbiamo costruito un giardino pensile con l'utilizzo della terra all'interno e di semi autoctoni, dunque di piante ad alto fusto che abbiamo preso nei nostri giardini. Abbiamo scelto acero campestre e quercia che è molto comune nel nostro territorio. Abbiamo messo dentro il terriccio con un po' d'acqua e i semi uno di un tipo e poi con uno spago abbiamo legato a mo' di orto portatile, diciamo. È stata un'occasione per approfondire argomenti svolti durante le ore di lezione in classe dal punto di vista teorico, con ricerche diciamo sulle singole piante e sul loro utilizzo, e quindi è molto positiva questa iniziativa.